Assessore Bottacin, un altro anno all'insegna dei lavori impegnativi nella difesa del suolo. Sì, si continua nella realizzazione di quel piano di cui si è dotata la Regione dopo l'alluvione del 2010, il cosiddetto piano dal PAOS, un piano che vale 4 miliardi di euro di opere. Fino adesso abbiamo realizzato 2 miliardi 200 milioni di euro di opere e si continua anche nel prossimo anno, bacini di laminazione che forse sono la parte più evidente, ma anche e soprattutto consolidamenti arginali, innalzamenti arginali, briglie in montagna, insomma tutta una serie di opere che sono meno impattanti dal punto di vista visivo rispetto ai bacini di laminazione, ma sono altrettanto importanti e fondamentali per garantire la sicurezza ai cittadini. Il 2024 ha visto un impegno della Protezione Civile veneta massiccio anche fuori regione. Assolutamente sì, abbiamo 553 organizzazioni di protezione civile con 18.500 volontari e volontarie assolutamente formate, preparate, quindi dietro la divisa si nasconde non professionismo perché sono volontari ma assoluta professionalità e quindi veniamo chiamati anche fuori dal Veneto. Quest'anno siamo stati in Calabria nella lotta agli incendi boschivi ma anche in Emilia Romagna in più occasioni a seguito degli eventi alluvionali. Negli aspetti ambientali, la qualità dell'aria, sono stati segnati dei progressi, anche se non ancora al top come in altri settori, però. Non abbiamo raggiunto ancora gli obiettivi che ci dà l'Europa, però come ha evidenziato anche Lega Ambiente nel forum aria recentemente, la qualità dell'aria in Veneto è migliorata. Vuol dire che la strada intrapresa è quella giusta. Ci siamo dotati di un piano aria, prima regione d'Italia nel 2004, io poi l'ho rivisto nel 2016, lo abbiamo rivisto recentemente in giunta anche quest'anno, a breve sarà approvato appunto anche dal Consiglio regionale e con una serie di misure, un centinaio di misure che non sono solo le famose limitazioni, sono anche gli incentivi alla rottamazione delle vecchie stufe, delle vecchie auto, dei vecchi veicoli commerciali, piste ciclabili, implementazione di nuovi autobus, nuovi treni, insomma tutta una serie di interventi che vanno a favorire anche il miglioramento della qualità dell'aria. Oggi per lei è anche un momento di bilancio di mandato e c'è anche un'importante scadenza per il 2029 che attende la Regione. Sì, nel 2029 scadranno le più importanti concessioni idroelettriche, una partita assolutamente importante, in modo particolare per i territori di montagna. È un asset strategico perché stiamo parlando della principale fonte rinnovabile che c'è attualmente in Veneto, anche se si sta investendo molto sul fotovoltaico e quindi sarà un'occasione assolutamente strategica. Fino a qualche anno fa la legge prevedeva che a scadenza concessione le centrali diventassero di proprietà dello Stato, invece con la modifica introdotta